Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, ho 21 anni e nel 2019 mi sono diplomato presso il corso Hospitality Management presso la sede di Jesolo. Inoltre, il secondo anno ho avuto anche la fortuna di vincere la borsa di studio messa appunto a disposizione dalla fondazione per il merito. Ho scelto ITS perché ho scelto un connubio tra il mondo del lavoro e le ore in arte da docenti universitari e manager del mondo del lavoro, quindi consulenti del mondo del lavoro, appunto mischiate con le giuste ore di tirocinio aziendale, che può avvenire, come è stato spiegato, all'estero o in Italia. E anche perché garantisce un rapido ingresso nel mondo del lavoro. Sicuramente di esperienze che mi hanno segnato maggiormente sono stati i due tirocini. Il primo anno ho avuto l'opportunità con piacere di andare in Sardegna, in un villaggio di una catena nota di villaggistica e campeggistica del nord Italia che ha delle strutture in Sardegna, dove ho fatto il mio tirocinio presso l'ufficio di ricevimento, quindi alla reception del villaggio. Successivamente, il secondo anno, ho partecipato al bando per il progetto Erasmus Plus Trainship e ho vinto la borsa di studio per l'Erasmus e sono andato appunto a fare il mio tirocinio a Siviglia in un boutique hotel. Quindi il primo anno ho visto diciamo, una struttura turistica di un certo modo in un certo target di clientela e il secondo anno in un ambiente totalmente diverso, quindi Siviglia, una grande città, e una struttura ricettiva di un altro livello e comunque di un altro target. Il progetto Erasmus è una selezione, quindi ci sono delle borse di studio che vengono messe a disposizione per gli studenti che vogliono appunto provare a vincere questa borsa di studio. Viene fatto un colloquio motivazionale in italiano e in inglese, quindi una specie di esame, e ci sarà una graduatoria e ci sono appunto queste destinazioni che può essere Spagna, Germania, piuttosto che c'era Malta o Bulgaria. Quindi è proprio un'esperienza a 360 gradi all'estero dove siamo stati catapultati nel mondo del lavoro, quindi nella cultura, diciamo, di un altro paese. Io ho scelto, ho fatto la richiesta di andare in Spagna, appunto, è stata accolta e sono stato molto felice, anche perché il progetto Erasmus è un progetto non solo che ti permette di andare a lavorare all'estero, ma anche di viaggiare e quindi essendo in una parte della Spagna, nella regione dell'Andalusia, dove ci sono molte città da visitare, quindi molte culture da scoprire, c'è la possibilità di viaggiare, di scoprire nuove culture e di conoscere nuove persone, oltre che migliorare la lingua, perché comunque con i colleghi si parlava lo spagnolo, che avevo già studiato, mentre con i clienti o inglese o tedesco, che sono state lingue che ho studiato e che con ITS abbiamo affrontato. E poi un'altra esperienza molto bella e che mi ha fatto aprire un po' di più la mente è stato il viaggio studio ad Amsterdam, il secondo anno, dove siamo andati a visitare, se si possono definire nostri cugini, diciamo, una simile scuola che focalizza i giovani nel mondo del lavoro. Le esperienze che maggiormente mi hanno, diciamo, colpito, comunque mi sono rimaste molto, sono stati sicuramente i due tirocini e i viaggi studio. Come sono state trattate le lingue nel corso Hospitality, appunto, con una microlingua settoriale, quindi prettamente per il settore del turismo e dell'ospitalità. Un esempio, ad esempio, appunto, con la professoressa di tedesco abbiamo fatto tutta la parte di lettere commerciali piuttosto che di check-in e check-out proprio fisicamente e anche il modulo di tecniche di comunicazione che è stato un modulo interessante e simpatico perché ci siamo appunto confrontati facendo anche delle scenette per capire come trattare l'ospite e come posizionarsi proprio fisicamente, ad esempio dietro la reception, piuttosto che da clienti o appunto da direttori. Quindi come entrare nel mood di questo settore, di questo lavoro. Ovviamente per il lavoro che sto facendo io adesso, queste due, le lingue, tecniche di comunicazione, piuttosto che il laboratorio di ospitalità e accoglienza, quindi ICT per il front office. Queste sono state quelle materie, quei moduli che mi stanno accompagnando quindi adesso.